e libertate. Fate gaudio nel creato. Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti in questa nuova rubrica che ci accompagnerà quest'estate a tutto Grest. Una rubrica nata per raccontare l'esperienza estiva nelle nostre parrocchie, i Grest che soprattutto vengono fatti durante l'estate, un'esperienza molto bella che racconta la vivacità delle nostre comunità, che racconta la bellezza di queste iniziative rivolte ai più piccoli ma che coinvolgono tutto il paese. Vedremo alcune realtà delle nostre diocesi dove l'animazione è protagonista. Ci saranno racconti dei ragazzi, degli animatori e degli adulti. Oggi ci troviamo in particolare a Motta di Livenza nel patronato Don Bosco, che ha una lunga tradizione di animazione e di Grest. Ma andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa esperienza estiva che sta dando anima anche a tutta la città e a tutta la parrocchia. Bella fra, dai che si va, sotto l'ombra del sole tutti. Siamo qui con Don Claudio Soligon, vicario parrocchiale di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova. Don Claudio, come sta andando il Grest qui a Motta di Livenza? Buongiorno a tutti, intanto l'esperienza sta andando molto bene, siamo all'ultima settimana di Grest su 3, è un'esperienza sicuramente molto significativa e anche particolarmente calda. Girando per la struttura abbiamo visto il vostro bellissimo patronato, tanti bambini, tanti animatori, tanti adulti. Come giudichi questa presenza e come è stato questo percorso di queste 3 settimane? Sicuramente una presenza significativa, stiamo parlando di 250 bambini, 80 animatori, una trentina di adulti che si rendono disponibili nei laboratori, 10 universitari che ci danno una mano. Ecco, si capisce che c'è voglia di stare insieme, di vivere relazioni e di vivere qualcosa di diverso rispetto al solito. Queste settimane sono state bene, sono state all'insegna di San Francesco nell'8° centenario dalla morte. E questa figura di santità ci ha un po' accompagnato in questi giorni e io credo abbia affascinato anche i bambini, i ragazzi e i giovani, perché San Francesco è una figura significativa per il fatto della sua capacità di aver lasciato tutto per seguire il Signore. Questo credo parli anche a noi oggi ancora e quindi è stata un'esperienza sicuramente molto, molto bella. San Francesco è una figura, un santo che parla a tutti e poi qui a Motta anche con la presenza del santuario dei frati sicuramente è una presenza che è significativa. Siamo qui con Norina, fa parte del direttivo del Grest di Motta di Livenza. Norina, chiediamo come sta andando intanto questa esperienza, questo Grest che si sta avviando verso la conclusione e come è stata anche la preparazione degli animatori a questa importante esperienza nella parrocchia. Sì, intanto è un'esperienza sempre bellissima che vede coinvolti tanti ragazzi della nostra comunità. Ci siamo avvalsi di Ora Giovane, educatori che sono venuti qua in 2 giornate a preparare i nostri animatori. Ci teniamo parecchio alla formazione. Poi abbiamo avuto un incontro un po' più teorico con Don Mauro Pollesello, che ci ha aiutato anche lui a fare un po' il focus su come deve essere l'animatore, che tipo di contributo può dare per la riuscita del Grest. Ci tengo a dire che è importante lavorare sulla formazione di questi ragazzi, è un bel momento anche per gli animatori, si introducono bans nuovi, laboratori nuovi, ma credo che la cosa più importante sia per un ragazzo alla fine di queste 3 settimane come si è sentito accolto e come si è divertito e capito anche dagli animatori che gli hanno dedicato gratuitamente del tempo. Tanti bambini, tanti animatori, ma anche una bella presenza di adulti in questo Grest. E quanto è importante il loro aiuto, la loro presenza. Sì, gli adulti sono senz'altro una componente molto importante per il Grest, anche nel proprio lavorare con gli animatori durante i laboratori. Il loro impegno è all'incirca di 1 ora e mezza nella mattinata lunga del Grest, però si preparano già da gennaio con dei laboratori sempre nuovi, coinvolgenti, dove creatività e manualità vengono gestite anche nel risparmio dei materiali, nel riciclo e quindi educando anche i ragazzi ad essere creativi e soprattutto a metterci della loro in questi lavoretti che ogni settimana portano a casa.
Norina, tanti anni di esperienza qui al Grest di Motta di Livenza, cosa ti porti a casa da ogni anno e da ogni Grest che hai fatto? Mi porto a casa intanto tutti i ragazzi, che sento un po' anche figli miei, perché li vedo in occasione del catechismo, in occasione di altre iniziative che la parrocchia propone, senz'altro un grande bisogno di essere ascoltati e accolti in momenti che sono sani, di crescita sana. Dai che si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, via. Bella. Perché ci sia un Grest ci devono essere dei giovani, degli animatori che dedicano il loro tempo, la loro estate, la loro passione per condividere dei momenti di gioia, di festa e di animazione con i bambini e con i ragazzi. Andiamo a ascoltare alcune delle loro impressioni, un loro commento di questa iniziativa. I vostri nomi? Matteo, Angelica. Andrea, Mattia. Vedo che avete una bella maglietta con una scritta. Allora, che cosa riporta questa scritta? Qual è il tema del vostro Grest? La maglietta riporta la scritta Bella Fra. Il tema del Grest è San Francesco da Assisi. E come noi altri Grest hanno preso questa stessa iniziativa, è stato fatto appunto per 800° anno dalla morte di San Francesco. Ormai il Grest sta andando verso la conclusione, sono state 3 settimane impegnative, contenti di questa esperienza? Sì, siamo molto contenti e niente, pensiamo che sta andando molto bene il Grest. Cosa vi portate a casa di queste settimane, di queste mattine calde, però in questo bell'ambiente con questi numerosi bambini? Allora sicuramente ci portiamo dietro la bella esperienza di stare comunque in compagnia. Ci ha permesso questo Grest di legare comunque con nuove persone, nuovi compagni e metterci in gioco soprattutto con queste giornate calde a supportare i bambini, ma anche comunque creare un bel rapporto tra di noi animatori e appunto vi porterò dietro 2-3 belle settimane piene di emozioni ed esperienze. In questo Grest siete tanti animatori, com'è l'esperienza del lavorare insieme, del preparare insieme le attività e poi ne svolgerle durante le giornate di Grest? Allora, penso che la coordinazione tra noi animatori sia una delle cose fondamentali, ecco, però comunque anche l'amicizia che abbiamo tra di noi ci aiuta molto a programmare tutti quanti i giochi e a tenere i bambini anche. Mattia, quali sono i laboratori del Grest? Allora, per le elementari abbiamo laboratorio di lettura, l'album sensoriale di San Francesco, shopping bag, lanterna, portatovaglioli, ghirlanda fuori porta e acconciature. Mentre per i ragazzi delle medie abbiamo il laboratorio sportivo dove si fanno vari sport all'aperto, basket, pallavolo e calcio. Abbiamo il laboratorio di giochi da tavolo, braccialetti e infine pirografo. Come sta andando questo Grest, Mattia? Grest perfetto, a parte il sole che vabbè c'è sempre, ma quest'anno un po' più forte, i ragazzi tirano avanti, li vedo belli energetici, li vedo correre sempre in giro, a parte il caldo. Bella Fra, senti questa musica come fa, è davvero unica, senti qua. Come ti chiami e quanti anni hai? Io mi chiamo Gioia, 8 anni. Gioia, sei al tuo primo Grest, ne hai fatti altri? No, questo è il mio terzo Grest. Ormai è il terzo Grest, quindi sei un'esperta, una veterana, ecco qui al Grest di Motta di Livenza. Che cosa ti piace di più del Grest? Mi piacciono le gite. E che gite avete fatto? Allora, la prima è stata al parco di Villanova Park, poi la seconda che siamo andati a Padova Land. Venerdì faremo la biciclettata. Hai trovato anche tanti amici? Ho trovato tanti amici, tipo la mia migliore amica Greta, Margherita, Mia. Secondo te, Gioia, gli animatori sono bravi? Sì, sono bravissimi. Ci accolgono, ci aiutano nei lavoretti, ci fanno giocare. Siamo qui con Filippo, Sebastiano, Sofia, Adele. qual è il laboratorio più bello che hai fatto in queste settimane di Grest? Allora, di laboratori ce ne sono tanti, ma il mio preferito è stato la lanterna, quindi
era bellissimo, dovevi colorare con la carta cristallina, poi dovevi unire i bacchetti e dopo il risultato finale la appiccicavi sotto casa. Sebastiano, qual è il gioco che ti è piaciuto di più in queste settimane di Grest? Allora, il gioco che mi è piaciuto di più del Grest è stato rigori, perché mi piace giocare a calcio, sono anche abbastanza forte e basta. Mi è piaciuto pure anche Tris, che è Tris umano. Sofia, ogni volta quando inizia il Grest siete in teatro per una scenetta e per delle canzoni dei Buns. Ti è piaciuto questo momento? Ci racconti qualcosa? Sì, è stato bellissimo perché le scenette le fanno benissime con tanti personaggi e mettono anche le luci ed è bellissimo. Anche i balletti li fanno bene con la musica. Adele, qui al Grest hai trovato degli amici, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tanto, ho trovato anche dei bambini che non conoscevo, ma anche tanti amici e ci siamo divertiti un mondo, soprattutto quando siamo andati in gita. Siamo qui in compagnia con Monsignor Marco Dalmagro, parroco della parrocchia di Motta di Livenza, ormai volto noto della Tenda TV, ritornato da poco qui in Italia, è diventato subito parroco di questa grande e bella parrocchia della nostra diocesi. Don Marco, il Grest sta animando la parrocchia e il paese in questi giorni. Quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante un Grest in una comunità parrocchiale? Sicuramente è importantissimo. A me, chi mi conosce sa bene che il Grest è sempre piaciuto, però sicuramente ha anche un valore molto importante dal punto di vista pastorale. Ecco, avere tanti bambini che sono qui in patronato, in questo bel luogo e vivono un'esperienza bella, simpatica, allegra e anche di fede, è sicuramente una cosa buona. Dall'altra parte, attorno a loro c'è tutto un movimento, gli animatori, alcuni educatori che formano questi animatori, le persone che aiutano in varie maniere con i laboratori e tante altre cose. Crea un senso di comunità molto bello e aiuta a crescere dentro una comunità. Qui si riuniscono anche le nostre 3 parrocchie, Motta di Livenza, Villanova e San Giovanni, e quindi si crea anche questa comunità bella e più grande che vive assieme e cresce assieme. Quindi penso che il valore del Grest si vede e si nota dall'entusiasmo, dalla bellezza di questo evento e di questa stare insieme, insomma. Siamo in chiusura di questa prima puntata di A Tutto Grest, questo racconto delle attività estive nelle nostre parrocchie. Siamo qui ancora con Don Claudio, che ora è appunto cappellano vicario parrocchiale qui a Motta, ma in prospettiva diventerà responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. In chiusura, Don Claudio, anche di fronte a questo passaggio che sicuramente è impegnativo, ecco, come ti senti, come lo stai vivendo? Sicuramente è un impegno importante e anche un po' faticoso, però ecco, mi sento libero, tranquillo, sereno, anche consapevole del fatto che non sono solo e che c'è diversa gente, insomma, a supportare questo lavoro di pastorale giovanile, che non è solo una cosa mia, ma è di tutti, e quindi questo mi incoraggia a lavorare, a impegnarmi per il bene dei giovani e della diocesi, della nostra chiesa vittoriese. Si conclude qui questa prima puntata di A Tutto Grest. Ringraziamo Don Claudio, la parrocchia di Motta di Livenza. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Buona giornata a tutti. Un bel saluto agli spettatori della Tenda TV. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.